Calcinacci e pezzi di controsoffitto a terra lungo il corridoio. Studenti del liceo Nievo della succursale di via Brondolo rimandati a casa e sede chiusa. L'intervento dei tecnici dopo alcune ore ha chiarito l'accaduto. Un tubo del riscaldamento si è rotto, l'acqua è fuoriuscita copiosa inzuppando il controsoffitto che ha ceduto sbriciolandosi in prossimità dei bagni. Fortunatamente il crollo è avvenuto in orario serale, quando la scuola è chiusa e non c'erano né alunni né dipendenti. 10 almeno le classi coinvolte dal danno, quindi per la sicurezza degli studenti la succursale del liceo rimarrà chiusa qualche giorno per consentire l'intervento degli operai. Si sta facendo una verifica per capire il punto di rottura della tubatura, bisogna intervenire probabilmente facendo un bypass e i giorni lavoro che abbiamo davanti non saranno circoscrivibili a uno, due, probabilmente una decina. Nel frattempo, per domani, in accordo tra provincia e preside, i ragazzi sono in DAD, ma è probabile che serva un tempo DAD di qualche giorno in più. L'intervento per il ripristino delle tubature e la messa in sicurezza del controsoffitto del liceo verrà interamente finanziato dalle risorse straordinarie della provincia per l'edilizia scolastica.